Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. I carabinieri forestali sequestrano il depuratore consortile di Rende, i liquami finivano nelle acque del fiume Crati. L'operazione, coordinata dalla Procura di Cosenza, è stata denominata Cloaca Maxima. Scoperto nelle campagne di Rosarno un bunker utilizzato da latitanti. La struttura era dotata di microtelecamere esterne per controllare la zona. Concluso il lavoro della delegazione del CSM al Tribunale di Vibo, acquisiti atti e documenti, la nostra presenza, hanno affermato i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, è segnale di attenzione per la città e i cittadini. I soldi del CAF finivano su conti correnti privati, nei guai 2 responsabili di un'associazione sindacale nel Vibonese. La Guardia di Finanza sequestra case, auto e conti. Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 74 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria in Calabria, le risorse destinate a Ferrovie della Calabria per l'innovazione. Oltre 73.000 accessi annui al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza sono i codici bianchi ad ingolfare il reparto di emergenza-urgenza. Con l'arrivo della ZES i migranti della tendopoli di San Ferdinando saranno trasferiti, l'area sarà bonificata. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, nella cronaca in apertura. Sequestrato il depuratore consortile Valle Crati di Rende dai carabinieri forestali del gruppo di Cosenza. L'operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Cosenza, denominata Cloaca Maxima, ha portato anche all'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di dirigenti e amministratori della società che ha in gestione l'impianto. I particolari nel nostro servizio. La schiuma che vedete nelle immagini dei carabinieri forestali si formava nel fiume Crati a causa degli scarichi incontrollati del depuratore di Contrada Coda di Volpe a Rende, anzi scarichi fin troppo controllati a dire il vero. Pronto? Potete preparare un attimo? Non ho capito. Potete preparare un attimo l'impianto? Devo andare sull'impianto? Sì, perché abbiamo visite. Capito? Vabbè. Se non aveste capito bene, qui un dirigente dell'impianto telefona ad un operaio per dirgli che stanno arrivando dei controlli e che quindi il depuratore deve essere preparato, cioè disposto nel funzionamento previsto dalla legge. Per tutti gli altri giorni dell'anno, a quanto pare, invece, attraverso dei bypass, l'impianto versava i suoi liquami direttamente nel fiume, una pratica assolutamente dannosa per l'ambiente e per la salute dei cittadini, che per fortuna hanno denunciato anche a causa del cattivo odore che proveniva dalle acque del fiume. Contestiamo per la prima volta probabilmente in Calabria con misure cautelari e sequestri il 452 bis, cioè il reato di inquinamento ambientale, e andiamo di fronte ad un fenomeno che ci lascia un po' così basiti, perché un impianto per la depurazione veniva utilizzato per inquinare poi in buona sostanza. Tutto per non accumulare i fanghi reflui che vanno poi smaltiti, e lo smaltimento costa caro, così si preferiva aprire i bypass. Tutti gli impianti di depurazione hanno dei bypass, perché se dovesse arrivare una pioggia di quelle spaventose, l'impianto deve avere la possibilità, è come nelle dighe, la diga ha una valvola di sicurezza che quando si supera il livello di guardia purtroppo l'acqua deve scorrere, altrimenti abbiamo un disastro. Il problema è che azionare questi bypass è regolamentato in termini assolutamente precisi da norme tecniche e non può essere fatto a discrezione delle persone. Qui alimentare il bypass significava non depurare, non si voleva depurare.
L'impianto è stato sequestrato questa mattina dopo che i carabinieri hanno visionato più di 5.000 ore di filmati e ascoltato migliaia di telefonate, rilevando in 2 mesi 141 infrazioni. In 6 sono adesso indagati. Si tratta del direttore dell'impianto, interdetto per 12 mesi dalle sue attività, alcuni operai e il loro coordinatore. Nessun arresto. Noi non siamo dei Torquemada, noi applichiamo la legge. Le richieste che sono state fatte sono state comunque accolte dal giudice, che attraverso le sue decisioni ha comunque impedito a queste persone di continuare a delinquere. Ma è impressionante, non si sta dicendo tutta la vita. Scoperto nelle campagne di Rosarno un bunker utilizzato da latitanti. La struttura era dotata di microtelecamere esterne per controllare la zona. Vediamo. Questo è l'accesso al bunker scoperto nelle campagne di Rosarno dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria. Vedete, la struttura è completamente interrata e mimetizzata con lo stato naturale dei luoghi circostanti. La botola in cemento si apre a scomparsa, scorrendo su appositi binari a circa mezzo metro sotto la superficie. I poliziotti entrano nel rifugio, che probabilmente anche recentemente ha ospitato latitanti, attraverso un pozzo verticale dal quale si accede in questo cunicolo lungo circa 9 metri. I poliziotti percorrono lo stretto corridoio che conduce alla stanza del bunker, un nascondiglio di oltre 20 metri quadrati, munito di illuminazione elettrica, letti, cucina e bagno. La polizia scientifica ha effettuato accertamenti alla ricerca di tracce utili. Ecco invece le microtelecamere esterne nascoste nelle vicinanze che servivano ai latitanti per sorvegliare la zona. Adesso al bunker sono stati apposti i sigilli. Della scoperta è stata informata la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. A Vibo adesso, perché si è concluso il lavoro della delegazione del CSM al Tribunale, sono stati acquisiti atti e documenti. La nostra presenza, hanno affermato i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e segnale di attenzione per la città e i cittadini. Vediamo. Con le ultime audizioni si è conclusa la 2 giorni di ispezione al Tribunale di Vibo Valentia dei componenti della prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, quella chiamata a decidere sulle incompatibilità dei giudici, intenzionati a capirci di più e meglio su una serie di contrasti all'interno del Palazzo di Giustizia vibolese. Guidati dal Presidente Antonio Leone, laici e togati del CSM hanno valutato quella serie di esposti e vicende venute alla luce nelle ultime settimane che hanno indotto i commissari dell'organo di autogoverno dei magistrati a portarsi a Vibo Valentia. A sintetizzare il lavoro fatto è il vicepresidente della commissione Massimo Forciniti. Abbiamo svolto 2 giornate intense di acquisizione, tutte le notizie possibili e immaginabili, abbiamo acquisito tutti gli elementi. Il nostro intervento per dare grande attenzione a questo tribunale, a questo territorio, a questo distretto, e per poter nell'ambito delle nostre competenze poter avere tutti i dati per rendere più funzionali, più efficienti questi uffici, per dare le risposte di giustizia che il territorio richiede. Certo, al di là di tutto è stata l'occasione per portare alla luce anche altre criticità, come ha sottolineato il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Alberto Filardo. Le visite che servono a chiarire le situazioni sono sempre utili, peraltro il Consiglio Superiore è sempre disposto a darci una mano per superare determinate situazioni di difficoltà, quindi benvengano queste attività. Abbiamo avuto il Ministro 2 anni fa, ci ha dato una mano, adesso il Consiglio Superiore. Quando c'è un interessamento delle istituzioni verso gli uffici è un'ottima cosa. Restiamo a Vibo Valentia, perché le quote degli associati di una sigla sindacale sono state spese per acquistare appartamenti e altri beni. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato un patrimonio da 3 milioni di euro ai 2 responsabili di un'associazione operante proprio nella provincia di Vibo. Vediamo.
Magari avranno anche difeso i diritti dei lavoratori, ma al primo posto mettevano il proprio tornaconto personale. Almeno è quello che risulta dalle indagini della Guardia di Finanza di Vibo, che ha scoperto 2 soggetti responsabili di un'associazione sindacale che avrebbero utilizzato il denaro riscosso negli anni dall'associazione per acquistare beni e servizi. Appartamenti, case al mare, autovetture, conti correnti bancari e postali, depositi a risparmio, polizze assicurative, fondi pensione e conti deposito titoli per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro sono i beni messi sotto sequestro dalle Fiamme Gialle nei confronti dei 2 soggetti operanti nella provincia vibonese. La misura cautelare patrimoniale emessa dal GIP del locale tribunale è stata eseguita su richiesta della Procura della Repubblica. L'inchiesta è stata approfondita e sviluppata, rilevando che il denaro riscosso negli anni, invece di essere impiegato per il perseguimento delle finalità statutarie, veniva attraverso una serie di operazioni bancarie, prelievi, bonifici, cambio assegni, distratto, depositato su conti correnti bancari riconducibili agli indagati e utilizzato per fini squisitamente personali. Secondo le contestazioni mosse dalla Procura, i soldi distratti servivano per l'acquisto di appartamenti in città d'arte, case in rinomate località balneari o venivano spesi presso esercizi commerciali che trattano elettrodomestici, articoli di ottica, calzature ed altro. Al termine delle indagini, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto la sussistenza in capo agli indagati non solo del reato di appropriazione indebita aggravata, ma anche quello di recente introduzione di autoriciclaggio, avendo gli indagati reimpiegato le somme di denaro sottratte in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Spara dal balcone perché disturbato dagli schiamazzi in strada. Un 50enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia a Vibo. I colpi hanno attinto 2 autovetture parcheggiate nei pressi. I poliziotti giunti sul posto hanno sorpreso l'uomo, che nel frattempo era sceso in strada ancora con la pistola in pugno mentre discuteva animatamente con un 36enne, anch'egli pregiudicato, che è stato poi colpito violentemente col calcio dell'arma. La pistola usata, una semiautomatica calibro 9x18 assemblata e priva di matricola, è stata sequestrata. I carabinieri di Fagnano Castello hanno arrestato un 40enne trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e di mezzo chilo di marijuana. L'uomo pregiudicato è stato fermato dai militari mentre si trovava in macchina lungo la strada provinciale 270. Dopo una perquisizione approfondita nell'incavo vicino al pedale della frizione, i militari hanno trovato la cocaina conservata in una busta. Nell'abitazione del 40enne sono stati poi rinvenuti altri 500 grammi di marijuana. Per l'uomo sono stati disposti domiciliari. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione a San Gregorio di Ippona di un uomo di 42 anni che in quel momento si trovava in casa con la moglie e i figli. Un proiettile ha danneggiato l'auto dell'uomo che era parcheggiata davanti all'edificio, mentre gli altri 3 hanno completamente distrutto una finestra dell'abitazione. Sull'episodio indagano i carabinieri. Droga nascosta tra i rifiuti. I carabinieri della stazione di Borgia nel Catanzarese hanno arrestato un 24enne. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana occultati tra i rifiuti all'interno del sacco della spazzatura e altri 10 grammi di hashish. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca mostrandovi alcune foto. Si tratta dei controlli antidroga dei carabinieri nelle case popolari di Corigliano Calabro, trasformate in vere e proprie roccaforti con telecamere di videosorveglianza. 2 arresti. Si tratta di 2 ventottenni. I militari all'interno di un appartamento hanno trovato un vero e proprio mercato per la vendita e il confezionamento della marijuana, sequestrate 59 dosi già pronte. A Cosenza invece per garantire la sicurezza, i controlli della Polizia di Stato, effettuate 7 perquisizioni, controllate 52 persone sottoposte agli obblighi di legge, sequestrate anche qui sostanze stupefacenti. E cambiamo argomento, la sicurezza ferroviaria in Calabria. Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 74 milioni di euro, obiettivo è quello di ammodernare la rete. Vediamo.
Quasi 75 milioni di euro, a tanto ammontano le risorse stanziate dal governo per la sicurezza ferroviaria in Calabria. Il decreto firmato dal Ministro dei Trasporti, il provvedimento di fatto trasferisce i fondi a Ferrovie della Calabria al fine di dotare anche la linea regionale di sistemi tecnologici di protezione di marcia del treno e migliorare i livelli di sicurezza secondo gli standard indicati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Investimenti che si aggiungono ad altri e che consentiranno interventi per la riqualificazione della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro, la riparazione delle frane e il ripristino del collegamento ferroviario nella tratta interrotta tra Marzi e Carpanzano in provincia di Cosenza, l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario, nonché la riapertura della tratta turistica silana fino a San Giovanni in Fiore. Complessivamente saranno impiegati 115 milioni di euro, a cui vanno aggiunti, secondo quanto rende noto la Regione, altri 4 milioni per l'acquisto di nuovi autobus e la previsione di ulteriori interventi sulla medesima linea ferroviaria per 57 milioni. La sfida è collegare in tempi rapidi e competitivi Cosenza e Catanzaro, mettendo a sistema anche le due importanti infrastrutture in corso di realizzazione, e cioè la metrotranvia Cosenza rende unica sul versante cosentino e il collegamento ferroviario con il polo di Germaneto e Catanzaro Lido sul versante catanzarese. Le premesse sono quelle di una vera e propria rivoluzione di un comparto al momento problematico e la cui riforma dovrebbe essere varata dall'ARTCAL, l'Agenzia regionale per i trasporti in Calabria, approvata dal Consiglio regionale. Questa volta non potranno esserci alibi, i soldi ci sono, così come l'impegno delle istituzioni, così come i progetti, che sia la volta buona. E oggi a Cosenza un convegno medico sui traumi addominali. Ne abbiamo approfittato per parlare con il direttore del pronto soccorso di Cosenza della situazione che vive il reparto di emergenza-urgenza, spesso al centro di polemiche per il sovraffollamento. Gianluca Pasqua. Medici a confronto sui temi riguardanti il trauma addominale. Il congresso presso l'Ordine Medici di Cosenza ha esaminato i vari aspetti legati alla diagnosi e al trattamento dei vari tipi di lesione provocate a parete, organi, viscere o sistema vascolare. È la terza causa di morte dopo il neurotrauma e il trauma toracico nei pazienti traumatizzati, per l'appunto, quindi un argomento di grande attualità. Anche perché è un argomento che vede il coinvolgimento di molti specialisti, a cominciare dal pronto soccorso con tutto quello che gli gira intorno. Michele Mitaritonno è il direttore del pronto soccorso di Cosenza, 70.400 accessi all'anno, da affrontare facendo i conti con le carenze di personale e strutturali. Ci sono una serie di problematiche di fondo, c'è un territorio che probabilmente il più delle volte non drena quelle che sono le esigenze di base dei pazienti, che di conseguenza si riversano in pronto soccorso con codici di gravità bassi. Tenga conto che nel mio pronto soccorso oltre al 50% degli accessi sono da attribuire a pazienti che hanno un codice bianco o un codice verde, che sono quelli che chiaramente ingolfano tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche. Viceversa, consideri che abbiamo una percentuale di codici rossi che si attesta intorno al 3-4% circa, che sono i pazienti che realmente hanno bisogno di una cura immediata e che vengono curati, credo, nella maniera adeguata e nei tempi adeguati. Mitaritonno plaude il ritorno al passato, ossia alla riapertura degli UCCP promessa per il mese di marzo. Sono idee che devono trovare una reale e concreta attuazione, e sicuramente riuscire a decentrare dal pronto soccorso di Cosenza, come quello di Milano, di Parma, dove io provengo, da qualsiasi altro pronto soccorso, i codici bianchi, significherebbe sicuramente risparmiare risorse umane, operatori, quindi medici, infermieri, OS eccetera, da poter dedicare a quei pazienti che arrivano in codice giallo e verde, che sono un 45% circa del mio pronto soccorso, che hanno in realtà effettivo bisogno di essere gestiti. È una stroncatura quella che riserva invece al cosiddetto fast track, il percorso veloce attraverso il quale il paziente raggiunge il reparto specialistico senza stazionare in pronto soccorso. Significherebbe tornare indietro a forse di 50-60 anni. Io credo che il pronto soccorso abbia il ruolo imprescindibile di filtrare chi veramente debba essere ricoverato.
Ci spostiamo a San Ferdinando nel Reggino, perché con l'arrivo della ZES i migranti della Tendopoli saranno trasferiti, l'area sarà bonificata. Vediamo. Con l'arrivo della ZES a Gioia Tauro, questa panacea che dovrebbe risolvere tutti i problemi economici della Piana e della Calabria, almeno così dicono gli esperti, ma il condizionale in questo caso resta d'obbligo, gli immigrati della Tendopoli dovrebbero sloggiare per quanto stabilito dalla legge che ha istituito la zona economica speciale. Quindi i circa 2000 lavoratori stagionali africani presenti da alcune decine di anni nell'area industriale di San Ferdinando a breve saranno definitivamente allontanati da quella zona, anzi dalle zone, dove sulla carta dovrebbero fiorire delle nuove aziende ed essere gli extracomunitari trasferiti in un insediamento di prossima realizzazione in grado di garantire loro la giusta e degna ospitalità. Si parla sia degli extracomunitari attualmente accampati nella vecchia tendopoli abusiva che dei 500 fortunati accolti nella nuova struttura posta accanto e che a quanto pare verrà quindi spostata e ampliata. Il campo, dotato di impianti fognari e illuminazione, docce calde, tende ignifughe di ultima generazione, servizio di pulizia e igienizzazione, era stato finanziato con 300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria e consegnato lo scorso agosto. Il sito sulla quale ora sorge la vergognosa Bidonville, mezza distrutta dall'incendio di sabato scorso, sarà invece bonificato, una prima azione di intervento alla quale si affiancherà un'urgente pianificazione volta all'individuazione di un diverso spazio di accoglienza in cui collocare i moduli abitativi. E sempre a San Ferdinando, dopo l'incendio nella vecchia tendopoli costato la vita a una giovane donna, il sindaco di Riace accoglie in paese e trova sistemazione per una donna ustionata nel rogo. Vediamo. Mimmo Lucano affida ad FB un suo pensiero su Beki, la trentenne nigeriana morta nel rogo della tendopoli di San Ferdinando una settimana fa e già ospite di Riace. Un pensiero naturale, certo, ma anche sollecitato da tanti amici di Beki che al primo cittadino riacese hanno chiesto di mantenere mediaticamente forte l'esperienza della sfortunata giovane donna. E Lucano scrive e dice tra le righe cose pesanti. Niente più morti assurde, come quella di Beki, come quelle della strada statale 106, mai più negazione dei diritti. L'umanità, scrive testualmente, si è smarrita, serve una ribellione di coscienza. Ed intanto annuncia che Riace aprirà le porte a Chantal, donna anziana rimasta ustionata nel rogo di San Ferdinando. Daremo una delle case del centro rimaste vuote, scrive, e credo che potremo coinvolgerla in un progetto con altre persone. Bello, tutto bello, ma Beki, la povera e sfortunata Beki, resta nel cuore e nella mente di tutti. I meccanismi della burocrazia, leciti perché sottoposti a norma, chiariamolo, hanno però portato Beki nell'inferno della tendopoli. Fosse rimasta a Riace, sarebbe ancora viva, sarebbe sorridente, sarebbe una di noi. Alleggeriamo il tono, ci spostiamo a Corigliano Calabro nel Cosentino per una bella iniziativa, vediamo. Fino al 4 febbraio il Castello Ducale di Corigliano Calabro ospiterà l'Alta Via del Gusto Trentino, un evento che conferma e rafforza per il secondo anno il sodalizio tra le Camere di Commercio di Cosenza e di Trento, un gemellaggio ormai ben consolidato, concepito con l'obiettivo di promuovere il territorio a partire dalle sue eccellenze enogastronomiche. È già un successo perché da questi 3 giorni abbiamo tutte le prenotazioni piene con tutte le attività che noi abbiamo fatto, anche quegli incontri tra istituzioni sul turismo, sul commercio, su quelle che noi abbiamo organizzato in questi 3 giorni. E questo spero che sia anche un inizio di una seconda fase, che già la prima ci siamo incontrati ben 2 volte, loro sono venuti qui al Castello di Corigliano, siamo andati noi in Trentino per ben 2 volte, iniziare a fare incontrando durante l'anno anche i 2 territori, comprese le istituzioni. Ecco, l'altra sfida è anche quella. Un percorso alternativo di vini e sapori che attraversa l'Italia da nord a sud per raccontare gusti, tradizioni e storia di terre apparentemente distanti, ma unite da un intento comune, uno sviluppo cooperativo costruito sull'arricchimento reciproco. Noi non abbiamo certamente la storia, la bellezza dei palazzi, dei luoghi che
qui insomma hanno caratterizzato una presenza della Magna Grecia, di Roma, però anche il Trentino ha delle importanti realtà, dei castelli molto belli, quindi credo che possa anche da questo punto di vista rappresentare un momento di confronto. L'evento ha l'obiettivo di presentare agli appassionati del cibo e vino Made in Italy e alla popolazione della provincia di Cosenza i prodotti delle montagne trentine, in particolare formaggi di alpeggio, miele di montagna, speck del Trentino, Trentin Grana e mele DOP. Un viaggio nel gusto senza precedenti, con la possibilità di cimentarsi in laboratori culinari, assaggiare le pregiate riserve di bollicine di montagna e mettere a confronto i vini cosentini con quelli trentini. A Sellia, nel Catanzarese, il paese si mobilita contro lo spopolamento. Vediamo. Il paese si spopola sempre più, perdendo almeno 100 abitanti ogni 10 anni? Non c'è problema, per chi resta, la vita deve essere piacevole e attiva. A Sellia sono rimasti in 508, stima 2012. Nel 1911 in paese c'erano oltre 1600 abitanti. La gente se n'è andata, molti, pensiamo a Sellia Marina, che nel frattempo è cresciuta a dismisura, ma nel piccolo centro del Catanzarese non si sono scoraggiati, puntando sulla cultura e adesso su Borgo Lab, la nuova sfida del comune della Presida Catanzarese. Il progetto, realizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione del Centro Studi Futura e dei 16 volontari del Servizio Civile Nazionale in forza al comune, è stato presentato questa mattina. Da qualche anno non ci sono più le scuole, perché non ci sono più i bambini, i numeri per tenerla aperta. Noi avevamo quindi questo contenitore senza contenuti e abbiamo lavorato in questi anni per far sì che da questa debolezza potesse uscire fuori una forza. Nelle aule di quella che era il vecchio edificio scolastico metteremo in piedi una serie di laboratori. Bisogna precisare che sono gratuiti, quindi aperti a tutti e non solo ai residenti di Sellia, perché quando abbiamo lanciato questa idea sui social stiamo avendo adesioni anche dai paesi vicini, perché noi cosa proponiamo di fare? Laboratori di dopo scuola, laboratori didattici, laboratori ricreativi, ma anche laboratori su materie importanti tipo chimica, fisica, quindi laboratori anche per quanto riguarda l'attività sportiva, che riguarda i bambini, gli adulti e anche gli anziani, perché noi siamo una popolazione di anziani, ma si faranno laboratori di yoga, laboratori di lingue. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'ingresso di una perturbazione sull'Italia che sta causando un moderato peggioramento sul centro-nord Italia sarà accompagnato anche da un brusco calo delle temperature, che si avvertirà maggiormente nella giornata di sabato e che riporterà il clima nelle medie stagionali o leggermente al di sotto. Anche sulla nostra regione avremo condizioni tipicamente invernali e il ritorno della neve sui monti, ma nel corso della giornata di sabato, poiché inizialmente venti meridionali che precedono l'arrivo della perturbazione causeranno un ulteriore aumento delle temperature. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato sui versanti tirrenici i cieli saranno irregolarmente nuvolosi con piogge sparse. Nel corso della giornata il calo delle temperature favorirà il ritorno della neve sui rilievi calabresi. Sui versanti ionici cieli parzialmente nuvolosi con possibili piogge. Temperature in deciso calo dalla serata. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Sabato il Mar Tirreno molto mosso agitato, con venti da moderati a sostenuti di direzione occidentale. Il Mar Ionio sarà molto mosso, con venti moderati dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.